Vado? Buon pomeriggio dal Comunale D'Agostin di Pieve di Soligo, buon pomeriggio da parte di Mirko Villanova in cabina per quanto riguarda le nostre telecamere pilotate da Gianfranco Pinna per la partita che riguarda la 28esima giornata del campionato regionale di eccellenza, Girone B, si gioca presso lo stadio comunale D'Agostin di Pieve di Soligo ed è una gara che vede di fronte due trevigiane, quindi il classico derby trevigiano. Oggi ce n'è un altro, forse un pochino più importante, quello tra Treviso e Conegliano, ma questo stiamo parlando di Serie D e di futura Serie C per quanto riguarda il Treviso. Per quanto riguarda il Conegliano vedremo se magari con una vittoria oggi o con una raccolta di punti quest'oggi potrebbe anche ambire a puntare ai playoff. Mentre qui a Pieve di Soligo invece la situazione vede l'Eclisse Careni Pievigina con 39 punti al termine, diciamo quasi al termine del suo campionato, di un buon campionato insomma, che era iniziato se vogliamo un po' così, poi ha trovato la strada giusta Massimo Malerba e ha riportato su buoni valori appunto la formazione di casa. Eclisse che oggi se la vedrà con la Leo Derzo, un'altra formazione che nasce da una fusione tra l'Oderzo e la Liventina. È una società che si sta mettendo in luce, anche lei ha fatto bene in questa stagione, mancano ancora delle giornate, però 41 sono i punti della Leo Oderzo, 41 punti, sono due davanti all'Eclisse Careni Pievigina. Oggi appunto una vittoria dell'Eclisse potrebbe portarli a 42 punti con la Marosticense che tra l'altro va a giocare in un campo difficile che è quello del Borgorico, dello United Borgorico Campetra, quindi sempre un campo difficile da affrontare, dove disputare appunto una gara. La classifica per quanto riguarda le prime posizioni vede il San Nonà a 61 punti, il Cavarzano a 54, è un Cavarzano che ha perduto nettamente nella scorsa giornata infrasettimanale contro il Porto Mansuè, ha perduto per 6-2, un risultato veramente a sorpresa diciamo così per il Cavarzano perché non se l'aspettava nessuno. La partita che ha rilanciato il Porto Mansuè a 43 punti, ma attenzione, ci sono 4 lunghezze di svantaggio nei confronti del Borgoricco e addirittura 11 nei confronti del Cavarzano. Le squadre stanno entrando in campo, le due squadre con la maglia bianca, la formazione di casa con i bordini dorati ed è la classica maglia del centenario, mentre per quanto riguarda la formazione ospite abbiamo con maglia nera con bordi anch'essi dorati. Per quanto riguarda i due portieri, maglia completo verde per quanto riguarda Falso e completo blu per quanto riguarda Rallo, Elia Rallo classe 2003, mentre Alberto Falso è un classe 2007. Oggi non c'è Spadetto perché è stato male durante la notte, è stato convocato un 2008 tra i pali e uno dei giovani appunto della formazione dell'Eclisse, Fiorenza Riccardo, è in panchina appunto, è una bella soddisfazione per lui. Squadre che sono pronte ad entrare a già entrare in campo e a dare il via per quanto riguarda la gara come vi dicevo importante sotto quegli sviluppi e quegli aspetti che ho sottolineato in precedenza. È tutto pronto per dare il via alla gara, ultimi controlli da parte dei segnaline con il ritorno poi, eccoli qui che ritornano nella loro posizione. Le due formazioni, allora la Leo propone questo 11, Arallo, Basso è l'ex di turno, Serafin, Perosin, Kostadinovic, Benedetti, Campagnaro, Miotto, Carli, Ostan e Aghiekum. In panchina con il signor Massimiliano Rossi troviamo Darè, Romanin, Sartor, Cattelan, Genco, Giust, Zanin, Pozzebon e Lucon. Per quanto riguarda la formazione di casa, mentre la gara prende il via con la prima palla che è manovrata dalla formazione di casa, il primo lancio lungo in avanti per Capitan Ianco, Falso, Ravagnan, Gasparini, Salamon, Dallagnol, Segat, Del Prete dal primo minuto, Bressan,
Janko, De Zotti e Faraon. Ha sconvolto un po', diciamo, ha rivoluzionato un po' la squadra Massimo Malerba. Vediamo questo primo cross che arriva in area, abbastanza pericoloso, però tocca a terra prima e il portiere Rallo non ha difficoltà a fare sua la sfera. Fiorenza, Pavan, Fogliano, Salamon, Cotali, Tonon, Telesi, Mognon Mattia, tra l'altro, che ha segnato domenica un gol importantissimo contro il Sandona di Piave, e poi Filippo Canato, che oggi parte dalla panchina e presumiamo, perché ci siamo informati, non ha nessun problema fisico, presumiamo che sia una scelta tecnica da parte di Malerba per un inserimento in corsa del giocatore. Vediamo e vedremo quello che succederà. Nel frattempo si gioca da 1 minuto e 8 secondi la gara, che vede, attenzione, il pressing alto, questa volta lo fa la formazione della Leo, che mette in difficoltà il portiere Falso per ben 2 volte, 2 rinvii che non hanno soddisfatto nemmeno Malerba, perché la palla non voleva allontanarsi dalle retrovie, e allora ci pensa Janko, che è marcato, mi pare, da Kostadinovic in quel frangente, quindi viene messo in fallo laterale il pallone. Può riprendere a giocare la formazione di casa con Gasparini indietro ancora per Falso. Attenzione, Gasparini ancora al lancio lungo, è buono perché si lancia molto bene Janko, però altrettanto bene il capitano. Sì, c'era il fallo di Janko, l'arbitro lascia correre, ed è fortunata la formazione di casa, perché si ritrova una rimessa in gioco che poteva non esserci se l'arbitro avesse fischiato quel fallo di maglia trattenuta su Benedetti, il marcatore di Janko. Palla che ritorna indietro, è partita molto bene la formazione ospite della Leo, sta pressando altissima, quello che di solito siamo abituati a vedere per quanto riguarda la formazione di casa. Invece questo assetto oggi si è ribaltato. Prova a manovrare ancora la formazione ospite, che viene in avanti con il suo numero 9 Carli. Palla indietro, chiama benissimo Falso il pallone ed è pronto al rinvio corto con le mani su Ravagnan. Attenzione, ancora uno sbaglio nel tentativo di ripartire da sotto, con qualche problematica nel cercare poi di far viaggiare questo pallone. 3 minuti e 17, ancora sempre 0-0 chiaramente il risultato qui al Comunale d'Agostin di Pieve di Soligo. È pronto il rinvio di Falso, che va ancora sul corto, si ritrova la palla però e viene attaccato pericolosamente. È un rischio, ragazzi, perché per ben 3 volte sono andati in pressing su Falso. Adesso anche Falso si è un po' arrabbiato con il suo compagno di squadra, perché effettivamente o cambiamo il modo di giocare e non partiamo più da lì, oppure capiamo subito che non è giornata per i passaggi indietro a Falso, e quindi vedremo quello che può succedere. Janko intanto in avanti, seguito da Kostadinovic. È un bel duello questo, cioè Janko si trova 2 mastini dietro Kostadinovic e Benedetti. Sarà difficile trovare palloni giocabili, perché sono 2 mastini, 2 rocciosi, insomma non mollano mai dietro la retroguardia della compagine di Oderzo, è attenta. In mezzo c'è tale Perosin, lo scorso anno, attenzione ancora in avanti, il pallone gettato lì con il tentativo di controllarlo da parte di Salamon, ci riesce, palla ancora in mezzo all'area però pericolosamente, poi palla messa a terra o quasi da Ravagnan, che non riesce a far ripartire i suoi. L'arbitro sta fischiando pochissimo, sta lasciando giocare, e a questo punto ha anche ragione di farlo, perché avrebbe potuto fermare in 2 occasioni, però ha lasciato andare. Giustamente sono scontri da calcio, anche in questo caso qui forse c'è un fallo di 2 uomini, però ne esce benissimo. Attenzione,
con questo pallone. Ne esce benissimo il numero 9 Carli in mezzo a una difesa che è rimasta un pochino ferma, quella di casa. Vediamo al minuto 5 c'è stata questa azione di Carli in mezzo all'area. Non c'è stato il tiro, però un'azione pericolosa da evitare chiaramente, di dare queste possibilità a Carli. Intanto c'è ancora una volta, ed è la seconda volta che stavo per dire, vedete come il numero 11 Ajay Kum è andato ancora in pressing su falso. Evidentemente hanno studiato i rinvii del portiere, oppure hanno studiato una ripartenza che è sempre un pochino troppo lenta, e su questo si sono fiondati. È la seconda volta che Jay Kum va a disturbare, questa volta ci è riuscito quasi in pieno, perché l'uscita e il rinvio di falso è stato molto molto brutto e molto pericoloso, tra l'altro. Allora prova a manovrare ancora la formazione di casa con il tentativo di raccogliere palla, lo fa Salamon, che viene fermato da Perosin, poi Perosin si guarda intorno, guarda dove era l'arbitro, che era alla sua destra, e vuole il fallo, e così è stato. Perosin che mette giù palla, davanti a sé c'è De Zotti che ritorna in campo dall'inizio della partita, lancio lungo verso il numero 10 Ostan, che non riesce a raccogliere il pallone, palla che termina sul fondo, nulla di fatto, con Malerba davanti alla partita, braccia conserte, sta dando delle indicazioni ai suoi. Vediamo se ha chiesto di evitare questi passaggi lunghi. Per il momento sì, perché adesso c'è un rinvio lungo di falso ben oltre la metà campo, però non c'è Canato, e quindi deve arrangiarsi come può Janko. Janko poi si arrangia posandosi sulle spalle di Kostadinovic, che offre. È un Kostadinovic che ha una fasciatura al braccio sinistro, tra l'altro, quindi non in perfettissime condizioni, diciamo, però insomma le sue caratteristiche si conoscono. Insomma, è un leader della difesa, uno è l'ultimo sempre a mollare. Carta d'identità che sembra non parlare, 1992, ma è come non averla per lui. Pallone che viene contrastato ancora e ancora, la Leo in avanti, entra, si arrabbia un pochino il numero 9 ospite, che riesce ad allontanare il pallone. Grazie. Lancio lungo in avanti, il colpo di testa per cercare di favorire Ajay Kum. Non è così, perché la palla è preda di falso, che prova a giocarla ancora da dietro, e ci riprovano. Alza la testa, guarda la posizione di Janko, che è controllato. Si è fatto male Janko, perché chiama la panchina immediatamente. Lui ha avuto problemi con il setto nasale, tra l'altro, no? O si sta tenendo le dita della mano, però non so se riguardi quello, oppure se si è fermato perché ha sbattuto da qualche parte, oppure se il dito magari della mano abbia dato qualche problematica, perché è fermo lì in effetti è la mano, probabilmente è uscito sistemato, sì, deve uscire dal campo, perché è entrato il fisioterapista. Tutto a posto, fanno segno, rimesso in spolvero di nuovo, via a lei. Mentre noi stiamo anche osservando il monitor con Sinner. Come siamo? Break ristabilito e Alcaraz avanti 3-2. Avanti 3-2 Alcaraz, ci dicono, quindi si giocherà fino a notte inoltrata, presumiamo in quel di Monte Carlo, mentre qui insomma un'oretta e qualcosa ce la dovremo cavare. È il primo calcio d'angolo, per la Leo, che si porta in avanti.
e vediamo chi andrà a battere questo calcio d'angolo. Di solito se ne occupava Perosin e in effetti è così. No, poi ci ripensa. Sì, però ragazzi, dobbiamo velocizzare un attimo perché anche noi faremo come a Monte Carlo, giocheremo a lungo. Ecco Perosin che finalmente si porta alla battuta. Perosin che alza il braccio, vuole lo schema studiato in allenamento, vediamo un groviglio di uomini in mezzo all'area, non c'è Canato che di solito dà un aiuto alla retroguardia e allora vediamo come si sistema la formazione e la difesa di casa. Perosin la mette sul primo palo e basso e allora può andare a colpire di testa e mettere fuori il pallone, nessun problema, è proprio stato Capitan Janko ad allontanare il pallone che non ne vuol sapere di andare tra le braccia del giocatore della Leo che deve rincorrerlo sulla pista dello stadio. Va alla battuta Basso, l'ex che lo scorso anno appunto militava qui a Pieve di Soligo. Ancora il tentativo di girarsi con palla, marcatura, poi Basso non dà supporto a Dostan, non si è accorto, palla che non esce perché è ferma nel cerchietto del calcio d'angolo e allora De Zotti risolve tutto scaricando una bordata contro gli stinchi dell'avversario, palla fuori, rimessa in gioco con le mani per la compagine di casa in maglia bianca quest'oggi, ancora in difficoltà su questo pressing estenuante, veramente fatto tra l'altro molto bene perché si è portata tutta in avanti la formazione di Rossi. Rossi che non vedo in piedi, immagino sia seduto anche lui tranquillo. Fino adesso la sua squadra non ha dato grossi problemi. Poi una bestia che è sbarcata, palla che viene bloccata ancora, azione che viene fermata e allora può giocarsela la compagine di casa. Sale falso per guadagnare un pochino di metri e allora vediamo, c'è un po' di agitazione in panchina, non capisco perché. Si è mosso per andare a prendersi il pallone, si è mosso il DS e allora si gira bene, aveva cercato di girarsi bene Ravagnan, poi palla contratta e nulla di fatto, ma vedete come il rinvio è immediato e la ripartenza è immediata da parte della formazione di casa, della formazione ospite. Tra l'altro con questo bel taglio di campo su cui arriva Perosin che cerca l'uno contro uno, poi vede l'arrivo di un suo giocatore dalle retrovie, cerca di pescarlo, è anticipato dal rinvio di un giocatore dell'Eclisse che mette palla in fallo laterale, palla ancora contratta però e conquistata dalla compagine della Leo, che sta giocando decisamente forse un pochino meglio rispetto alla compagine di casa che per il momento ha solo subito e si è buttata dalla parte opposta verso la porta di Rallo soltanto in un'occasione. Tra l'altro senza grosse paure. Ancora scappa sulla fascia sinistra del campo il giocatore Ageikum che guadagna un calcio d'angolo, è il secondo calcio d'angolo per la Leo che porta avanti le torri e sale anche Kostadinovic che ha un bel colpo di testa, attenzione, bisogna tenerlo a mente. Non va Perosin alla battuta questa volta. Non va alla battuta Perosin. Vediamo cosa succede con questa battuta dalla bandierina per il secondo calcio d'angolo. È una battuta corta
che ancora una volta l'ottimo Janko in azione difensiva mette fuori, bravo De Zotti che tiene bene questa palla, poi c'è il fuorigioco. C'è il fuorigioco e quindi nulla di fatto per quanto riguarda una possibile ripartenza della formazione di casa. Bene Janko, bene anche De Zotti che si era mosso bene sulla fascia cercando di pescare ancora più avanti a sé il compagno, non c'è riuscito, peccato. Benedetti che prova a manovrare il pallone, una spinta da Tergo, l'arbitro lo lascia correre anche in questo caso, forse qui poteva intervenire, prova a uscire, ci riesce, Benedetti va a controllare la palla che esce in fallo laterale e allora si riprenderà a giocare con le mani, ma non è Benedetti a giocare questo pallone, arriva Perosin a mettere chiarezza. E allora tutto in orizzontale con Kostadinovic per il numero 2 basso. No. Janko. È un bel taglio, però arriva prima Benedetti. E Benedetti che manovra. E ancora. Taglio in avanti molto buono di Kostadinovic. Che si arrabbia un po' con Hakimovic. Esce Salamon. Bene, con questo pallone che va a cercarsi Segat. Poi a metà campo, è bello il taglio, però non arriva a destinazione. Palla ancora bloccata dal centrocampo della Leo con Basso che mette fuori accusa, diciamo così, Salamon. Pallone calciato in avanti, nulla di fatto. Adesso si è un po' perso il momento buono, diciamo, della formazione della Leo, che ha avuto questi minuti di gioco iniziali veramente buoni, con un pressing altissimo in cui è andato veramente a proporsi e a fare il gioco, mentre la formazione di casa è stata ad osservare, è stata ferma in pratica con poche occasioni. Esce Falso, fa sua la sfera, chiama gli scambi Malerba, in orizzontale questo pallone che passa vicinissimo ad un giocatore della Leo. Janko in mezzo, non ha nessuno, deve andare dall'altra parte intelligentemente, palla che gira dalla destra alla sinistra, nulla di fatto perché esce bene Benedetti, il capitano della Leo scaraventa in avanti un pallone per favorire Egekum che però non riesce ad arrivarci, ci arriva prima il suo diretto avversario. Rallo che controlla palla, poi decide di cambiare, voleva andare da Kostadinovic, poi ha visto che avevano capito le sue intenzioni, quindi è andato dalla parte opposta. Attenzione a Janko, avrebbe voluto tirare perché aveva visto fuori dai pali Rallo,
Però non lo so se abbia avuto un rimbalzo malefico del pallone o cosa su questo campo e non se l'è sentita, oppure non se la si è sentita proprio di tirare, ci ha pensato. Peccato, perché questa poteva essere una buona occasione per Janko, il Capitan Janko, che in avanti ancora. È fermo il gioco perché c'è a terra un uomo della Leo. Si è rialzato. Deve uscire dal campo, però nulla di grave, quindi per fortuna. E Janko fa ripartire la Leo da Rallo. E per la prima volta abbiamo visto anche Rossi uscire dalla panchina per dare indicazioni ad un uomo che era andato a chiedere. Bravo Janko in questo caso perché è andato in pressing su Kostadinovic, pallone che era rimasto là, guadagna una bella rimessa in gioco con le mani sulla linea della metacampo con Gasparini che si incarica di far viaggiare i suoi. Janko di petto, molto bene, Salamon si allunga un po' la sfera e Kostadinovic non perdona. Riparte la Leo, sempre con una spinta buona dalla metacampo in su. Ancora sulla fascia sinistra del campo a manovrare, palla che ancora lì, la vuole in mezzo un giocatore, era Miotto, che aveva fatto ampi gesti, però poi la palla ritorna in mezzo, attenzione, proprio lo stesso Miotto che non riesce a sistemarsi il pallone, palla che viene pericolosamente comunque all'interno dell'area di rigore della compagine di casa, palla che poi viene allontanata ed è preda di Basso che la lancia lunga con le mani, si gira, arriva Perosin, si è girato a Carli che aveva servito in mezzo proprio per Perosin, buona questa sventagliata e falso. De Zotti si addormenta, va al tiro Carli ancora. In questo primo tempo per il momento c'è più Leo. Gasparini mette a terra il pallone. Lancio lungo, ancora Benedetti che lo scaraventa lontano. Prova a manovrare palla con Perosin che cerca di mettere ordine ai suoi. Perosin in avanti e voleva l'imbucata, non se l'è sentita perché Aghemur non si è mosso e quindi nulla di fatto. Vediamo se va a riprendersi palla Perosin, ma sulla fascia sinistra del campo c'è ancora un bel duello tra i due giocatori. Mette dentro il pallone tutto fuori, anzi per Basso che va al tiro. Me lo ricordo Basso, un paio di gol da fuori li aveva fatti qui a Pieve, quindi ha un buon tiro, quindi bisogna stare attenti. Pallone giocato ancora dalla formazione di casa che va a pescare Janko. È un ritorno, attenzione, De Zotti con Gasparini che appoggia, no. Benedetti anticipa tutto. È un ritorno al gioco con Janko lì davanti, l'abbiamo visto poche volte quest'anno
con Canato. Molte volte infatti si è giocato con una punta lì davanti a tutti. Certo che il modo di giocare di Canato e di Janko sono diversi e quindi chiaramente qualche difficoltà la possiamo trovare. C'è De Zotti dietro le cosiddette punte, però anche De Zotti si è un po' perso in questo primo tempo, dove secondo me ha brillato di più la formazione della Leo. Oh, lì abbiamo sterminato un paio di oggetti non identificati in volo e quindi all'interno della nostra cabina stampa. Viene in avanti Perosin che parte dalle retrovie. Un grande lavoro il suo, quello di cucire il reparto della difesa con quello del centrocampo, anche perché è costretto a partire da dietro quando Benedetti esce e vuole andare in avanti. Guadagna palla la formazione di casa con il rinvio lungo a tagliare il campo da una parte all'altra. Falso. Palla che ancora va sui piedi avversari. Attenzione. Anticipato basso. Palla che riesce in qualche maniera ad andare dalla parte opposta, poi cerca di toccarla Segat e probabilmente ci riesce ed è il terzo calcio d'angolo per la formazione di Rossi, che si alza dalla panchina e vediamo il suo braccio alzato per indicare appunto chi andrà alla battuta, ed è lo stesso Perosin che ha preso il pallone e va alla battuta dalla bandierina. 26 minuti e 55 di gioco, non siamo nemmeno alla mezz'ora di questa gara, che è ancora ferma sullo 0-0, con qualcosa in più nel primo tempo per quanto riguarda la Leo sicuramente. Pallone scodellato in avanti, qualche problemino per rinviare il pallone che rimane là, poi Segat ce la fa ad andarsela a riprendere, no, De Zotti la tiene molto bene, combatte, però questa volta l'arbitro dice che è fallo di De Zotti sul suo avversario, sul suo marcatore, in questo caso Serafin mi pare. Palla che rimane lì, Perosin la fa giocare veloce con Carli che va al tiro, la controllano tutti, prima la controlla in partenza De Zotti, poi la controlla in tuffo Falso. Vuole un pochino più di movimento e di velocità Malerba, da quello che mi pare indichi ai suoi. È pronto il rinvio lungo di Falso con la lotta tra Benedetti e Janko, questa volta la spunta Benedetti, poi è sfortunato perché la palla termina sui piedi dei giocatori di casa. Adesso c'è Janko che ha qualcosa da dire all'arbitro, l'arbitro che è il signor, lo ricordiamo, Enrico Marafon della sezione di Padova, coadiuvato dai signori Mohamed El Nai della sezione di Conegliano e da Andrea Repsi della sezione di Padova. Palla che termina in fallo laterale, la controlla e la lascia lì Janko per l'arrivo di Gasparini, che cerca un uomo libero, lo trova ancora o cerca di trovarlo su Janko che è marcatissimo, quindi nulla di fatto. Palla che torna indietro, si alza la linea difensiva della formazione del Leo, che costringe però ad andare indietro. Attenzione Falso, vedete anche quanta sabbia ci sia su questo campo, ed è un rinvio messo in difficoltà anche da un terreno che non è propriamente bellissimo, non è bruttissimo, diciamo così, ma però non è nemmeno tanto bello. L'abbiamo visto, la difficoltà del rinvio, si è alzata una nube di sabbia, e non soltanto lì, la zona è anche quella del centrocampo, dove è veramente brutta da giocare. Palla ancora manovrata da De Zotti che non ce la fa a tenerla. Palla in avanti, ancora il colpo di tacco per far viaggiare Janko, che però non era al suo posto.
e allora palla indietro, il colpo di testa per trovare Falso che va a prendersela con le mani. 29:59, 30 adesso, sono 30 i minuti giocati qui al Comunale d'Agostin di Pieve di Soligo, con lo 0-0 ancora inchiodato. Bravo Janko a metterla a terra con questo stop a seguire, poi è stato bravo anche Benedetti che porta via la palla, Kostadinovic da dietro che spinge i suoi per questo fallo ingenuo di Gasparini che non serviva proprio. Controlla, lo lascia prendere pallone. Perosin per il numero 8 ospite Miotto, ancora Miotto che serve Perosin che si guarda indietro, guarda la posizione dei suoi, tra esperti si capiscono, Kostadinovic, poi Benedetti dalla parte opposta. Adesso prova ad alzare un po' il baricentro, la formazione di casa, che però si è alzata solo con Janko, non con tutta l'altra linea, e adesso prova la ripartenza con De Zotti che vede un bel taglio di campo verso il numero 7 del Prete, che però viene bloccato fisicamente, più fisicamente che tecnicamente, dal giocatore della Leo. Palla ancora per Perosin che è un po' un motore di questa squadra, va a prendersi il pallone, ricucisce tutte le problematiche appunto tra difesa e centrocampo. Adesso ne può approfittare De Zotti che scaraventa dalla parte opposta, ancora De Zotti per Gasparini che arriva di corsa, di gran carriera, palla che viene però messa fuori. Non era riuscito lo scambio bene in velocità tra De Zotti, Ravagnan e Gasparini e ne subiamo le conseguenze adesso. Attenzione, c'è ancora un controllo piuttosto farraginoso da parte del difensore della squadra di casa. L'arbitro lascia correre, è un arbitro che mi piace per alcuni interventi, fa giocare, e quindi ha lasciato anche in questo caso una condizione di lotta, diciamo così, tra virgolette, tra i due giocatori, ma ha lasciato giocare. Ancora in avanti la formazione di Pieve che non trova sbocchi però, e allora è costretta a ripartire da Segat che si sistema il pallone, lancio lungo, si spazientisce Janko perché lo voleva sui piedi questo pallone. Non so se Malerba si sia arrabbiato un po' per il lancio oppure perché nessuno dei suoi attaccanti ci ha creduto ed è andato a provarci. Kostadinovic la mette giù con un bello stop. Perosin che è ovunque, ha trovato una seconda vita in eccellenza Perosin. Benedetti per Kostadinovic, ancora Benedetti, e il capitano allora lancia lungo, taglia lungo. Mamma mia, questo è un bellissimo stop da parte del numero 2 Basso su lancio di 50 metri, non esagero, di Benedetti. Benedetti per Basso, uno stop e poi il tiro parato da Falso. Però gran bella azione e gran bella scelta giocata da parte di Basso. 33esimo minuto di gioco, c'è il quarto calcio d'angolo per la formazione della Leo che va alla battuta. Palla lunga sul secondo, arriva Perosin. Vorrebbero qualcosa, veramente c'è solo Benedetti che sta protestando, ma mi pare che non sia stato toccato da nessuno. Si è catapultato all'interno dell'area di rigore Perosin, forse è inciampato perché non è stato spinto da nessuno e in effetti potrebbe anche essersi fatto male perché si è inciampato in malo modo, può aver messo male caviglia che si sta tenendo. Intanto Rossi ne approfitta per dare ancora qualche indicazione come in precedenza ai suoi uomini.
e la stessa cosa fa Malerba con De Zotti, mentre Janko ne approfitta per andare a dissetarsi. Sandonà che è in vantaggio per 2-0 sul campo del Caerano, e se per il Sandonà non fa insomma problematiche particolari, per il Caerano è un rischio grossissimo questo, perché catapulta la formazione di Caerano in una zona pericolosissima, quindi deve stare molto molto attenta in queste ultime partite, in queste ultime gare. È pronto Falso al rinvio, 35 minuti di gioco con il Vittorio Veneto che invece è 3-0 sul campo di Piove di Sacco contro la Piovese. Mamma mia, sono risultati un po' a sorpresa in questo finale di campionato, insomma. In avanti ancora la formazione di casa, esce Rallo, ma Benedetti gli chiede scusa perché probabilmente Rallo l'aveva chiamata e voleva andarsela a prendere questa palla. Benedetti o non l'ha sentito oppure ha preferito mettere in fallo laterale il pallone. Gioca ancora la formazione di casa per cercare Janko, che però è marcatissimo, quindi lì non trova e non vede palla. Fuori dai pali Falso, attenzione Falso, ci avrei giurato, poi allontana il pallone e si becca l'ammonizione. Ci avrei giurato che avesse sbagliato quel rinvio al volo così, perché non era semplice e non essendo un mostro con i piedi vai a complicarti veramente la vita. E allora ancora, attenzione, con Basso che la mette dentro sul secondo palo, poi ancora per lui Basso che deve reimpostare l'azione, c'ha davanti Di Zotti, ex compagno di squadra, ancora per trovare un compagno libero, va sulla fascia, 2 uomini su di lui, forse c'era il fallo, forse anche il fallo del numero 7 adesso Campagnaro, e in effetti è così, Campagnaro viene bloccato dall'arbitro, lo ricordo il signor Enrico Marafon della sezione di Padova che sta tenendo molto bene le redini di questa gara, lasciando giocare anche magari in qualche occasione in cui forse qualche altro arbitro avrebbe fischiato e fermato il gioco. Lui è su questa falsariga, fa giocare e fino adesso ha avuto ragione, insomma la partita è anche piacevole, non si è mai fermata, non è mai rallentata, qui c'era il fallo di Janko effettivamente, però come vi dicevo per le stesse problematiche di prima lascia giocare perché la palla poi arriva senza problemi al portiere della Leo e quindi il rinvio è assodato e così non si perde tempo. Ancora Gasparini sfiora di testa e la mette in fallo laterale sul numero 10 Ostan che prova a far viaggiare il suo compagno di squadra Tommaso Carli che guadagna un altro calcio d'angolo ed è il quinto calcio d'angolo per quanto riguarda la formazione di Oderzo. 38 minuti, l'Arcella passa in vantaggio per 1-0 sul campo del Giorgione a Castelfranco Veneto, quindi in vantaggio l'Arcella sul Giorgione. C'è da vedere la Giulia cosa farà contro la Godigese, che questa è una bella partita di quelle proprio toste per il finale. Mette dentro il pallone, Basso. Allora c'è stata questa azione da calcio d'angolo con Basso che è andato al tiro, Benedetti l'ha fatta passare sotto le gambe apposta secondo me perché pensava che non ci fosse nessuno di fronte vicino al palo e in effetti c'era un suo compagno di squadra che non è riuscito poi nella deviazione e qui è stato bravo Falso a sbrogliare la matassa. Però attenzione ancora, Porto Mansuè che raddoppia, Francescato al 37esimo 2-0 con il Dolo.
Cominciano a segnare intorno al 40° minuto di gioco le formazioni di questo girone B dell'eccellenza. Sandonà tutto solo lì davanti, ancora con 3 punti, Messin pensiamo in saccoccia oramai. Ancora Perosin che attende la posizione in area dei suoi, anche le torri vanno sia Benedetti sia Kostadinovic, in questo caso però devono rimanere in due, rimarrà Perosin e l'altro giocatore in difesa in aiuto, perché altrimenti si troveranno scoperti. Bravo De Zotti, attenzione però c'era il fallo. Gamba tesa in anticipo di un giocatore della formazione della Leo, proprio in anticipo sul giocatore, sul difensore dell'Eclisse, che poi fortunatamente si rialza, nulla di problematico, e allora Falso trova il punto giusto per cercare la battuta il più lontano possibile dalla zona pericolosa. Andremo oltre la metà campo. In effetti è così, Janko che non la vede, non la tocca. Poi c'è un bel duello tra Gasparini e il numero 9 Carli. Bel duello anche questo. Carli cede per Basso che va indietro per Kostadinovic, per Eliarallo, classe 2003, ancora per Basso che guarda la posizione dei suoi, a Kostadinovic di appoggio e ci va. Benedetti in orizzontale, ma Kostadinovic sceglie di andare su di lui. Benedetti lo fa correre sempre in orizzontale e Benedetti gli ritorna palla. Sventaglia Kostadinovic per cercare l'appoggio, non trovato in questo caso. De Zotti di testa, la allontana ma poco. Altro sbaglio. Bravo Dall'Agnol, che con sicurezza va in anticipo netto sul suo diretto avversario, che era Basso tra l'altro. Basso però gli blocca il rinvio, però è stato bravo Dall'Agnol in questa occasione. 42 minuti di gioco al Comunale d'Agostin di Pieve di Soligo, con il risultato di 0-0 tra la formazione di casa e la Leo. Non riesce a farla passare Salamon. Arriva Perosin a mettere tranquillità. Carli, qui c'è il fallo. Va al tiro. Bravo Benedetti, che vede Basso. Ostan. Palla in fallo laterale. Palla che se ne va lontana. Può provare a giocare adesso la compagine di casa con Gasparini. È una partita che si è chiusa da ambo le parti, perché nessuna delle due squadre vuole rischiare più del dovuto, e quindi qualcosina in più l'ha fatta la Leo. Poi però si è tirata indietro anche lei, è venuta fuori l'Eclisse, e adesso vediamo come si andrà verso la fine di questo primo tempo. De Zotti che la mette dentro, stoppa di petto, però palla che poi sfugge via.
non riesce l'appoggio buono per una ripartenza della formazione di Oderzo, palla mantenuta. 3 minuti. 3 minuti di recupero nel primo tempo, quindi si giocherà fino al 48esimo. Può giocarla Carli, va indietro per il numero 8 Miotto. Benedetti tutto dalla parte opposta, Perosini in mezzo, alza la testa, prova a metterla lì dove dovevano esserci le punte, che invece non ci sono, c'è soltanto Falso che raccoglie palla senza grossi problemi. Controlla Perosin, che prima era sulla fascia sinistra, sinistra, e rapidamente è venuto sulla fascia destra. Sta veramente facendo lui il cursore avanti e indietro per unire i due reparti, e lo sta facendo molto bene, e vi ripeto, con una carta d'identità importante anche la sua, che porta Perosin ad essere un 1992, quindi qui forse c'era il fuorigioco, sì. Allora vanno a riscaldarsi 3 uomini della panchina della compagine di casa, e vedo che il numero 20 sulle spalle è Canato, quindi probabilmente, e forse senza probabilmente, nel secondo tempo dovremmo vedere in campo Canato, e vedremo se proverà a giocare ancora una volta con le due punte Ianco Canato, oppure se si giocherà come forse sta predileggendo, con una punta lì davanti e i due laterali in fianco a sfruttare le grandi corse, le grandi cavalcate di Canato. Ianco ha commesso fallo, sì, se ne è accorto il giocatore perché ha preso un colpo sulla schiena, però l'arbitro non si è accorto di niente. Rimessa in gioco a favore della compagine di casa con Gasparini che va indietro per trovare Dall'Agnol, ancora Gasparini, lancio lungo, troppo lungo, palla che va, si arrabbia un pochino Ianco perché la voleva in maniera migliore, e terminano qui, sì, 48, precisissimo come un orologio svizzero. Il signor Enrico Marafon della sezione di Padova dice che può bastare. 0-0 nel primo tempo tra Eclisse Carini Pivigina e Leo Oderzo. Da come era cominciata pensavamo un pochino meglio in questo fine primo tempo, insomma vedremo la seconda frazione di gioco. Linea alla regia.
Chi esce? Mentre per Bianco c'è, e quindi il Faraone, mi sa, principe Faraone, e anche Salomone, 15-20. No? Sì, sì, fuori Faraone. Sì. Chi? Fuori Faraone per Canato. A occhio, l'11 non c'è. No, c'è l'11. Rieccoci collegati con il Comunale d'Agostin, ci sono due cambi in apertura di secondo tempo e allora entra, come avevamo detto, il numero 20 Canato, che è un po' il bomber della squadra, e allora 4-15, quindi Salamon 4 Gasparini ed entra ed il... entra con il numero 15 Salomon. No. Ah sì, ma esce... Perché mi sul 4? esce allora stiamo vedendo un attimo perché c'è stata 7-20. Allora 7-20, quindi Noi esce con il numero 7 del Prete ed entra con il numero 20 Canato. è il 4, è il 4. È il 4 come avevamo capito, quindi avevi detto male. Quindi Salamon con il numero 4 lascia il posto al numero 15 che è l'altro Salamon, Luca, e il Del Prete che sostituisce al primo del secondo tempo, viene sostituito appunto da Canato. Allora, vediamo come si sistema la squadra. Si sistema con le due punte in questo caso, perché ho visto Janko venire a dare il 5 a Canato pochi istanti fa, quindi vediamo come reagisce, come cambia la partita per quanto riguarda la formazione di casa, che da quello che si dice insomma è stato un po' studiato questo inserimento di Canato nel secondo tempo per provare a vedere se c'è ancora tanta freschezza, via partita, tanta freschezza nei difensori della formazione di Oderzo. È già stato subito il primo pressing altissimo di Canato che aveva provocato qualche problemino anche per un tocco di Segat, poi si riprende a giocare in mezzo al campo con Benedetti che vuole lanciare i suoi e ci prova riuscendoci con Campagnaro sulla fascia sinistra del campo, ancora in manovra, poi ferma tutto e allora primo lancio verso Canato, eccolo, il colpo di testa di Benedetti non va a buon fine, poi Benedetti cercava di travolgerlo, non c'è riuscito, c'è riuscito soltanto a spingere palla in fallo laterale, però vedete come le cose siano cambiate immediatamente perché il peso di Canato lì davanti si farà e si farà sentire molto. E allora con le mani la rimessa in gioco della formazione di casa. Prova a trovare ancora buona la finta di Canato su Janko che arriva, la mette a terra molto bene, poi il tentativo è un'altra eclisse questa uscita dagli spogliatoi, guadagna anche il primo calcio d'angolo della partita e c'è con il numero 10 De Zotti che va a battere questo calcio d'angolo. Vicino a lui c'è Bressan che si è visto un po' pochino nel corso del primo tempo, però insomma ha una buona partita anche la sua. De Zotti, vediamo se Rossi, secondo palo, il colpo di testa di Segat mi pare, o di Janko. Il colpo di testa di Janko che fa gridare al gol, però non è stato così. E quindi a un minuto dall'inizio Janko va a colpire di testa con palla in calcio d'angolo su cross di De Zotti. Quindi prima azione importante per la partita e questa la sbaglia, questa l'ha sbagliata Segat, quasi davanti al portiere da solo. Palla che però è sbucata fuori all'improvviso, quindi nemmeno tanta colpa sua. Rinvio di Rallo, oltre la metà campo. Controlla Segat e mette a terra, può ripartire. La mette dentro fuori gioco. Si alza la bandierina del signor Mohamed Ennaji della sezione di Conegliano.
mentre di fronte alle tribune o dall'altra parte delle tribune Andrea Repsi della sezione di Padova coadiuvano il lavoro di Enrico Marafon della sezione di Padova, che ci è piaciuto parecchio in questa direzione arbitrale. 2 minuti e 50 di gioco. Benedetti pressato, perde palla, ancora la Leo, fallo. Da terra protesta dall'Agnol, però ancora i due in lontananza, sventagliata in avanti, troppo lunga, palla che non arriva a compimento, palla che va in fallo laterale, rimessa in gioco con le mani da parte della Leo. Perosin, appoggio indietro. Vediamo soprattutto se calerà l'apporto di Perosin durante il corso di questa gara, visto che ha dato molto in questa partita. Attenzione! Sì, c'era il fallo di Carli nel tentativo di andarsene in contropiede, ha trattenuto vistosamente per la maglia il giocatore numero 5 dall'Agnol e l'arbitro questa volta ha fermato il gioco. Ferma il gioco anche dalla parte opposta con Gnanco che la mette a terra, poi la perdono in mezzo. De Zotti che si lascia sfilare, attenzione ai contropiedi della Leo. Agicum poi si allunga molto bene e in scivolata altrettanto bene mette fuori il pallone. La difesa dell'Eclisse. Segat deve giocarla, deve farla viaggiare questa palla perché è un po' un rischio. Falso che si trova meglio forse in questa parte del campo, che conosce forse un pochino meglio. Bravo De Zotti in velocità per provare Bressan dentro per Canato, ma avete visto come il peso di questo giocatore, il peso inteso di valore, si faccia sentire da subito. Fallo in uscita, l'arbitro lascia correre perché il pallone rimane per la Leo. Attenzione a Falso che esce, questa volta il tocco ce l'ha, mette a terra. È un'altra gara, è un'altra partita sicuramente. Malerba in piedi, ma da sempre. Rossi in questo secondo tempo si è alzato dalla panchina. De Zotti. E allora qui davanti abbiamo in questo momento un tentativo di giocare a 4 addirittura, perché porta in avanti molto bene la palla. Bella l'infornata con Canato che è andato a botta sicura e altrettanto bene al quinto minuto di gioco. Imbucata deliziosa per Canato, il tiro parato in uscita da Rallo, ed è sicuramente l'azione più bella e l'azione più pericolosa che abbiamo visto per quanto riguarda la formazione di casa. E ripeto ancora, avete visto come un giocatore possa influenzare, possa pesare sul discorso lì davanti dove c'era più bisogno in questo caso. Bel gesto di Janko che ha aiutato a rialzarsi Perosin in mezzo al campo, visto che era caduto. Se ne va sulla fascia ancora la formazione di casa. De Zotti che aveva un rimbalzo malefico del pallone, ancora De Zotti, dovrebbe scardinarlo in mezzo, vediamo, ci prova lui da lontano, lui ce l'ha il tiro, però questa volta tiro abbondantemente alto che sorvola la traversa, nulla di fatto, però è un'altra eclisse da quando sono rientrati dagli spogliatoi. Vediamo ancora non c'è stata nessuna. Qui stiamo sempre combattendo contro gli UFO.
Uomo a terra, il numero 7 Campagnaro. Buona gara anche per lui. Si stringono la mano con De Zotti. Allora, ecco le risposte di Rossi. Ecco le risposte di Rossi. 7-17, quindi Campagnaro. Esce con il numero 7 Campagnaro ed entra con il numero 17 Gius. Altra sostituzione per la Leogarzia, esce con il numero 10 Ostan ed entra con il numero 18 Zanina. E allora, come avete sentito dallo speaker dello stadio, quindi fuori Campagnaro, dentro il numero 17 Just, fuori Ostan con il numero 8 e dentro con il numero 10, scusatemi, e dentro il numero 18 che è Andrea Zanin. Vediamo se sono le mosse giuste per Rossi per provare ad arginare quello che in qualcosa in più sta facendo in questo secondo tempo, appunto la formazione di casa. Proprio il numero 18 Zanin a cedere palla a Serafin, che la dà a Benedetti, che va indietro dal proprio portiere Darallo, che allora decide di cambiare l'angolo e va dalla parte opposta del campo. Ancora un traversone lungo, attenzione, tiene bene, che altrettanto buono il tentativo di mettere a terra questo pallone, riuscito, poi invece AJ Kum non è riuscito a centrare la porta e quindi nulla di fatto per la compagine della Leo. Benedetti che spinge, palla che va e viene controllata molto bene dal difensore della Leo, anticipato sul lancio di Perosin, che poi va per il tentativo di interrompere il tentativo di andare in avanti di Faraon. È un Faraon schierato con il numero 11 sulle spalle, che continua ad avere grandi possibilità, però qualche cosa bisognerebbe fare, qualche cosina in più. Janko che se ne va, l'arbitro ha visto che il pallone era perso e quindi ferma tutto e dà il fallo a favore della compagine di casa. De Zotti in orizzontale prova la formazione di casa ad uscire, poi dallo sbaglio di questo pallone, sbaglio anche dalla parte opposta, quindi regalo prima da parte dell'Eclisse verso la Leo e poi dalla Leo all'Eclisse. Si era fatto male anche cadendo un giocatore dell'Eclisse, che poi fortunatamente si è rialzato e ritorna a prendere posizione. Segat sulla corrente De Zotti, messo in difficoltà da questo passaggio. Poi bene per Faraon, che adesso deve mettersi in moto. Faraon che mette in mezzo con questa pallone fuori gioco. Si alza la bandierina del guardialine sotto la tribuna per fermare il gioco, fermare il lancio su Janko da parte di Faraon. Janko ha dato il pollice in su per il suo compagno di squadra. AJ Kum cerca di tenere palla dalla parte opposta, non ci riesce, riparte ancora l'Eclisse con un colpo di testa di Canato, anzi era Janko che va a riprendersi il pallone, poi in orizzontale da una linea laterale all'altra, molto bene Faraon che vede lo scatto di De Zotti, però non lo favorisce e allora si cambia ancora fascia destra e sinistra. Spinge la formazione di casa, che con l'entrata di Canato ha avuto e ha qualche possibilità lì davanti maggiore. Angolo e angolo, si arrabbiano quelli dell'Eclisse, quelli della Leo. Il Giorgione intanto pareggia contro l'Arcella 1-1. Dalla bandierina la formazione di casa
va in area anche Dall'Agnol, che ormai è uno specialista dei colpi di testa, è un po' il trenino solito curiosissimo messo dalla parte destra del campo, poi il colpo di testa lo rimette dentro, chiama palla rallo, travolge un po' tutti, l'arbitro dice che non c'è nulla ed è giusto così secondo me, perché il portiere deve essere salvaguardato, insomma. In ogni caso era uscita chiamata, sapevi che usciva, insomma, l'uomo, quindi va bene così. Lancio lungo di Benedetti che va a ridare palla alla compagine di casa, mentre in mezzo Kostadinovic se la prende con uno dei suoi perché non va a pressare sul tentativo di rimessa in gioco veloce. Eccolo Kostadinovic che le prova tutte per tenere fermo e per non far muovere Janko. Ancora Perosin, una spinta, poi si gioca. Adesso gioco che è diventato un pochino meno bello, se volete. Attenzione, non ce la fa ad arrivare questa palla. Peccato, perché Canato aveva tenuto ancora con il fisico il pallone, lo aveva conquistato, lo aveva tenuto ai piedi, l'aveva offerto in orizzontale al suo compagno, però non c'è arrivato. Tutto bene dalla parte opposta con Faraon che scende, viene a prendersi il pallone, poi ancora Faraon e allora Janko che lascia, poi favorisce Canato, sì, si alza. Vediamo. Mi piacerà rivederlo questa azione. Mi piacerà rivederlo perché non lo so, vabbè. Io mi fido dei guardialine perché sono dei segnaline o insomma, chiamateli come volete, perché fanno il loro mestiere ed è, scusatemi, ma è veramente mostruoso quello che fanno e quindi mi fido. Palla ancora, De Zotti la tiene, la mette giù, prova ad andarsene. Uno dei nuovi appena entrati è il numero 15 di casa, che è Salamon Luca, che ha preso il posto del fratello. L'altro Salamon indietro, tutto per aprire. Faraon un pochino più presente in questo secondo tempo. Ancora in orizzontale Porto Mansuè, Dolo 2-2. Dopo che il Porto Mansuè era in vantaggio per 2-0, mi pare. Perdiamo palla a centrocampo, poi la riconquistiamo. In questo caso sto parlando della formazione dell'Eclisse. Esce dalla panchina piuttosto contrariato Malerba. Attenzione con questo pallone Dall'Agnol. Alza la testa De Zotti ancora per Dall'Agnol. Un po' troppo lenti forse anche nelle ripartenze quest'oggi. Allora vediamo se l'entrata in eccolo! Di poco la mancata. Questo c'era il fallo anche, tra l'altro l'arbitro lascia correre perché è andato tutto bene. Però lì davanti ancora avete visto due occasioni su cui poteva mettere la firma, e pesante Canato, che è sempre lì. Un primo colpo di testa tentato, sfiorato, non riuscito. Seconda poi azione ancora con lui in prima linea, però non è riuscito neanche in questo caso a metterla nel sacco. Viene in avanti ancora l'Eclisse, che sicuramente gamba tesa qui di Kostadinovic. L'arbitro ferma il gioco. Gamba tesa di Kostadinovic in uscita su Janko, mi pare. Sì, si alza. Vediamo. Sappiamo che il gioco con Canato è quello fatto delle ripartenze veloci, delle imbucate straveloci e del fisico messo dal giocatore per portarsi davanti al portiere e poi bucare la retroguardia. Quindi ci auguriamo che questa sia un po'
il leitmotiv che ci apprestiamo a seguire e a vedere in questo secondo tempo. Rallo smanaccia, mette fuori, rimane a terra un giocatore della Leo che tarda a rialzarsi, anzi non si rialza. Attenzione a Rallo che va a prendersi questo pallone, chiamata molto bene. Pronto il rinvio lungo, fuori, forse l'ha messo anche fuori per... Il minuto è il 18° di gioco, 18:24 per la precisione, sempre con il risultato fermo sullo 0-0 qui al Comunale d'Agostin di Pieve di Soligo. Palla che termina fuori, il segnaline dice che è a favore della formazione di casa, che può giocarla questa palla sul portiere Falso, che nonostante un primo tempo con i piedi un po' così si è ripreso molto bene in questa parte di campo, in questa porzione di campo, dove non vorrei essere smentito, ma mi pare che le condizioni siano un pochino meglio. Ancora un'imbucata molto bella sulla fascia sinistra del campo, può venire in avanti la formazione di Pieve. È buona il colpo di testa. Il colpo di testa di Canato su cross di le scarpe arancione giù in fondo. È Ravagnan, sì, esatto. Ravagnan va al cross, il colpo di testa molto bello di Canato, palla che termina fuori non di molto. Prova a rimettersi in linea ancora la formazione di Oderzo, che nel secondo tempo effettivamente ha mollato un po' qualcosina, però ancora la compagine di casa non ne ha saputo approfittare. Vi ricordo che in classifica Leo Oderzo ha 41 punti, l'Eclisse ne ha 39, quindi vediamo cosa succederà al termine della gara. Ancora Perosin può giocare, si cade a terra, un po' di confusione sulla parte destra del campo, in spinta la Leo. L'arbitro ferma tutto, c'è un uomo a terra della formazione di casa e c'è Ravagnan che dice sì, ma è a terra, aspetta prima di far ripartire. Adesso si è rialzato, quindi può ripartire. Palla ancora che danza sulla linea e poi trova un tocco per l'Eclisse, che guadagna una rimessa in gioco con le mani. Consulto in panchina tra Rossi e il secondo, probabilmente vorrà fare qualche cambio il tecnico della Leo. Ianco in corsa, in pressing sulla coppia centrale, ma non sortisce effetto. De Zotti per, attenzione, teniamo questa palla pericolosamente vicina a Falso. Bravo Faraon. Devo dire che Faraon in questo secondo tempo non ha fatto cose eclatanti, però ha una bella posizione, è riuscito a, attenzione, bravo, è riuscito a fermare e a costruire una bella diga. Attenzione a Ianco che se ne va, stava per mettere dentro il pallone per Canato, non riuscito, protesta Benedetti, ma Benedetti c'ha poco da protestare secondo me, perché il fallo era tutto suo. Bravo Ianco ad andarsene, arrivano anche i complimenti di Canato, perché era in mezzo Canato e Ianco aveva cercato di girare questo pallone molto molto bello. E ancora a terra Ianco, forse con un principio di crampi, vediamo se si alza. Sì, il principio forse c'era, lo ha sistemato alla battuta, ed è il terzo calcio d'angolo per la formazione di casa, ed è De Zotti che va alla battuta dalla bandierina. Terzo calcio d'angolo, primo palo, tocca ancora, mette fuori la Leo.
Palla per De Zotti ancora, si ripropone, mette dentro il pallone, il colpo di testa tentato e riuscito anche da parte di Gasparini? No, Dall'Agnol. Dall'Agnol nella sua spinta offensiva è molto pericoloso, quindi aveva cercato di trovare il pallone, non l'ha trovato, peccato. E allora c'è ancora il pallone tra le mani di Miotto che fa giocare i suoi, poi con il numero 18 Zanin indietro per Benedetti su Kostadinovic per attenzione, qui c'è il fallo? No, l'arbitro dice che non c'è fallo perché ha toccato palla, lo ha indicato, palla che è terminata poi sui piedi di Benedetti che l'ha fatta viaggiare lontana. Ianco, non so se Malerba ha chiesto a Ianco se ce la fa oppure no, vediamo. Allora è pronto ad entrare Cotali, 9-16, e in effetti al 23esimo. Ed entra Cotali, ho visto che aveva chiesto Malerba proprio al capitano, a Ianco, che adesso va a stringere la mano anche all'arbitro. La fascia di capitano va a De Zotti? Sì, penso di sì. Sì, va a De Zotti. Fuori Ianco e dentro Cotali. E allora vediamo cosa perdiamo, cosa guadagniamo. Bene, buona partita quella di Ianco perché ha dato tutto quello che poteva, poi adesso era un po' giù di carburante, quindi il tecnico se ne è accorto e lo ha cambiato. Può venire in avanti la formazione di casa ancora con le spinte che gli riconosciamo in questo secondo tempo molto bene, viene in avanti altrettanto bene questo pallone messo lì che poi Rallo non se la sente di prenderla in presa, la rinvia di pugno e fa viaggiare il numero 18 Zanin. Benedetti. Kostadinovic che va a servire Miotto che si libera elegantemente di due giocatori dell'Eclisse. Ageikum lì davanti, bloccato da Gasparini. Calcio d'angolo? Sì. Il calcio d'angolo è il sesto calcio d'angolo per la compagine di Oderzo, che adesso è sostenuta dalla sua curva, che ha abbandonato l'Opitergium per salire qui al D'Agostin di Pieve di Soligo. Minuti 26. Minuti 26, risultato di 0-0, partita che non si sblocca. Chiama lo schema, attenzione a Perosin, tutto solo dalla parte opposta del campo, poi arriva il numero 15 Salamon a rispedire indietro il Laleo, con ancora Kostadinovic che fa viaggiare i suoi molto bene, mette dentro questo pallone, palla che viene lasciata andare, la prende Falso e la controlla, adesso può aspettare la posizione dei suoi, raccoglie con le mani, è pronto al rinvio, c'è un altro cambio intanto pronto anche nelle fila della compagine della Leo, che manderà in campo il numero 20 Marco Lucon, un 2006, e vedremo al posto di chi. Chiamata la sostituzione, sì. Quindi minuto che è il 27esimo e vediamo chi fa entrare Rossi. 2. Allora 11-20. Allora il 20 è Lucon al 27esimo, poi c'è un altro cambio, doppio cambio, e allora ha deciso all'ultimo momento 9-19 e Carli. Ed entra con il numero 19 Pozzebon. Allora Pozzebon dentro al posto di Carli, non cambia nulla per quanto riguarda il ruolo e mi pare che anche con Ageikum sostituito da Lucon cambi poco o nulla per quanto riguarda la posizione e il modo di giocare, vedremo.
Rossi che quindi fa altre due mosse per contrastare il buon momento della formazione di casa che uscita dagli spogliatoi nel secondo tempo è sembrata veramente un'altra squadra, insomma rinapa con qualche possibilità maggiore appunto di andare in gol con il suo bomber Canato. Riprende a giocare con le mani e poi la rinvia lunga. Avete sentito forse anche il vai da parte di Massimo Malerba che aveva chiesto di andare a Canato. Adesso Canato lì da solo che fa un po' coppia con De Zotti che rimane un pochino più staccato. De Zotti ha fatto segno a Cotali di andare in marcatura in mezzo per non perdere appunto il centrocampo. Buona, eccolo ancora Canato, seguito come un... se n'era andato, se n'era andato ed è stato sfortunato questa volta perché Benedetti è riuscito con un piede a bloccare, però se n'era andato molto bene, aveva messo il corpo, poi si era girato all'improvviso. 29, quasi alla mezz'ora di gioco, con il risultato sempre fermo sullo 0-0 qui al D'Agostin di Pieve di Soligo. Mette dentro questo pallone, glielo tocca e glielo leva dalle sgrinfie di Canato e allora Rallo non riesce ad evitare il calcio d'angolo ed è il quarto calcio d'angolo per Treviso che passa in vantaggio sul Conegliano per 1-0. Sarà festa grande al Tenni di Treviso, la partita è iniziata alle 16:30 mi pare, quindi ci sarà ancora da giocare per parecchio. Canato richiamato ancora, non arriva. L'intenzione c'era tutta, Intenzione c'era tutta, in effetti gli applausi ci starebbero anche, palla che ha volato alta, ma era difficile tra l'altro da controllare e da tenere bassa. Rallo per Benedetti. Benedetti, pallonetto che sorprende il suo compagno di squadra. Ha rallentato un po' effettivamente la Leo, perché la carta d'identità è sicuramente un pochino più alta rispetto alla carta d'identità dell'Eclisse. Fuori gioco. L'arbitro ha visto e lascia correre, bravo. Mi è piaciuto decisamente questo arbitro perché nonostante ci siano stati 3 minuti di recupero nel primo tempo, ha fatto giocare, ne ha fatto correre, senza fermare poi più di tanto in inutili scenate il gioco. Attenzione a Benedetti che invola bene, imbuca bene. Ancora un risultato dell'eccellenza che cambia il primo gol della Piovese contro il Vittorio che comunque rimane in vantaggio per 3-1. Benedetti viene a prendersi la palla a metà campo. Benedetti alza lo sguardo, non trova nessuno, la cede al numero 19 Pozzebon, Alessandro Pozzebon, fratello dell'altro Pozzebon che gioca a Porto Mansuè. Attenzione, va al tiro ma senza grossi problemi per la difesa dell'Eclisse. Cambio per Malerba, gliel'ha fatto chiamare. Cos'è successo? C'è l'uomo a terra, vuol vedere cosa succede perché volevano fare il cambio, gliel'avevano già chiamato. Adesso vediamo, un po' di polemica con il guardialine sotto la tribuna. Adesso Malerba va subito a specificare e a spiegare. Si spiegano i due, non ci dovrebbero essere problemi. Non so se era proprio l'uomo che doveva cambiare oppure no. Malerba, quindi...
Vediamo, il cambio arriva. No, arriva dopo. Prima parte l'azione e poi arriverà dopo il cambio. Spingono De Zotti, Canato, poi guadagna palla molto bene, ancora dentro per Canato, è la sua posizione, pallone che viene dato di corsa, si inciampa un pochino, è buono, fuori gioco, sì, fuori gioco, da rivedere, però fuori gioco c'era, dai, la rivedremo comunque. Era la posizione di Canato, quella sulla sinistra lì, ha già fiondato un paio di volte in questa stagione. Allora, 2-17. Sostituzione per noi, esce con il numero 2 Ravagnan. Ed entra il numero 17 che è Tonon. Marco Tonon al posto di Ravagnan. 17 Tonon. E quindi la sostituzione è stata fatta proprio dell'uomo che era rimasto a terra in precedenza. Forse non volevano cambiarlo, ma hanno preferito effettuare questo cambio e quindi ok, tutto sistemato, tutto ok. Kostadinovic per Benedetti, suo compagno di linea. Bisogna sbloccarla questa partita, altrimenti rischiamo questo 0-0 che, se vuoi, insomma, per entrambe le squadre non cambia più di tanto, però meglio di una sconfitta sicuramente. Perosin, ancora Perosin, sventaglia in mezzo, anticipato l'uomo della Leo con palla in fallo laterale, con le mani per trovare l'impostazione giusta, va a riprendersela la palla, la Leo ancora non trova nessuno, trova Perosin dalla parte opposta che la mette dentro delicatamente. È molto bello questo cross, però non c'era nessuno sul secondo palo, quindi palla persa e palla in tranquillità controllata da Falso. Vediamo quali sono le indicazioni anche date dalla panchina. A vedere Falso con questa calma, l'intenzione è forse quella di addormentarla ulteriormente, perché insomma proverei a velocizzare se, ecco, come in questo caso a metà campo, insomma, è lotta dura tra Cotali e il centrocampo della Leo. Chiama Pallarallo, la fa sua. La mette giù per il solito onnipresente Perosin. Ancora Perosin. Orizzontalmente per Benedetti. Poi sventaglia in avanti con Faraon che controlla, mette a terra, qualche problemino per girarsi, poi subito l'imbeccata per Canato, che però non c'è in questo caso. Allora riparte l'Eclisse, attenzione Canato. Sì, però non è detto che adesso tutti i lanci debbano essere, perché anche lo stesso Canato puntava verso il centro e invece il numero 15, appena entrato Luca Salamon, lo voleva far viaggiare sulla fascia sinistra, mentre Canato puntava più in mezzo. Insomma, bisogna anche aspettare un attimino il movimento dell'uomo. Controlla Faraon, che ripeto è salito di quota nel secondo tempo, dopo un primo tempo forse un po' anomalo, forse un po' da estraneo. Bravo Luca Salamon, di prima intenzione, bella questa palla che fa viaggiare il suo compagno, che punta Ravagnan. Ravagnan è uscito, scarpette arancioni anche per il numero 17 Marco Tonon. Tempo 37 minuti di gioco qui al Comunale D'Agostin di Pieve di Soligo, con una situazione di 0-0 che non si vuole sbloccare. De Zotti, Canato che voleva fare il trenino in fondo solito, invece poi ci ripensano, vanno un po' sul qualche metro più avanti, quindi arriva anche Cotali. Si muove Canato che poi rientra, sì,
Cotali la mette a terra. Deve aspettare un attimino di più forse. Con il 17 Tonon. Lancio lungo. E non si è mosso Canato perché probabilmente pensava di essere dietro di tutti. Peccato però, perché era un bel lancio questo. Adesso si sente anche Rossi in panchina, cosa che non aveva fatto e non se l'ha fatto sentire per tutto il primo tempo, era stato proprio fermo in panchina, fermo seduto. In avanti ancora la formazione ospite della Leo. Leo che mette dentro questo pallone, arriva Falso a farla sua. Però vedete come rallenta il gioco ulteriormente Falso, deve stare attento anche con gli 8 secondi, no? Palla lunga, vai Canato. Però c'ha Benedetti che scherza mica, Perde palla la Leo, può riprovarci ancora, ci sarà un altro cambio intanto perché vedo uscire dalla cabina il DS Casagrande. Faraon mette a terra bene. Oggi c'ha il dono degli stop molto buoni, Faraon. Vabbè, le nostre immagini poi chiariranno tutto. Cambio nelle file della formazione di casa al 39esimo minuto, fuori De Zotti. Per noi esce con il numero 10 De Zotti. Ed entra il numero 18 Telesi. E cambia la fascia ancora, che va su Segat. Ed entra con il numero 18 Telesi. Buona anche la prova di De Zotti, abbracciato dal suo tecnico. Buona prova, sì, effettivamente. Rallo uscito dai pali abbondantemente per questo lancio lunghissimo a tagliare il campo da una parte all'altra. Il guardialine che chiede qualcosa alla panchina dell'Eclisse. Cinque al termine. E aspettiamo. Attenzione, viene in avanti ancora la formazione della Leo, deve chiudere qualcuno. Perosin! E Perosin trova il gol della domenica sicuramente, perché 41esimo minuto di gioco del secondo tempo. Perosin, un gol a coronamento di una prestazione veramente super. C'era dappertutto, c'è stato dappertutto quest'oggi veramente Perosin, destra, sinistra, davanti, dietro, insomma ha fatto tutto. Da chi è venuto il... vedremo poi di capire. Segnato con il numero 4 Perosin. Di chi è stato il cross? Vediamo se riusciamo a capire. Forse lui? Il 3? Ah, il 18. È stato un bel assist indietro veramente per battere a rete in sicurezza da parte di Perosin, che porta al 42esimo minuto di gioco la formazione di Oderzo in vantaggio per 1-0. Palla che viene messa dentro sul secondo palo, vediamo se reagisce la formazione di casa. Adesso è chiamata con Faraon a mettere dentro questa palla, però Perosin dappertutto quest'oggi, veramente. Palla che va in fallo laterale, ancora con le mani Faraon per Segat in linea orizzontale per Dallagnol.
Dall'Agnol che punta e va a servire dalla parte opposta con le scarpette arancioni il numero 19 Mognon il numero 17 mi pare Tonon, quindi nulla di fatto, però palla persa e allora palla che ritorna. Vediamo, vado fino all'esposizione della lavagnetta dei tempi, del tempo di recupero. Sono 4 uomini cambiati, 4 da una parte, 5 dall'altra. Si giocherà sicuramente per altri 4 o 5 minuti, che penso. Sventagliata, buona. Ce la fa? Non ce la fa. Non ce l'ha fatta su questa sventagliata da una parte all'altra del campo, molto buona, però nulla di fatto. È una Leo che ha giocato quasi tutto il campionato in questa maniera, perché è partita non benissimo, poi ha cambiato un po' il suo assetto, acquistando, cedendo e sistemando la squadra. E poi ha trovato una trama di gioco. Attenzione, perché viene in avanti ancora, allora Segat non ci sta, mette a terra il giocatore della Leo anche per fermare il tempo, anche per rallentare un po' il gioco. Insomma, vediamo, mentre la curva dall'Opitergium spostata qui alla D'Agostin si fa sentire con i suoi tifosi. Altro tiro da lontano, penso che non sia Perosina ad incaricarsene. Falso vuole 3 uomini, 1, 2, 3, 3 uomini in barriera, anche troppi forse, perché la palla la vede partire benissimo, la vede anche sorvolare la traversa. Servivano nemmeno forse quei 3 uomini in barriera. Rinvio dello stesso Falso che prova a velocizzare. Adesso vedo il direttore sportivo Casagrande che ha preso la sua lavagnetta in mano per comunicare al pubblico e a tutti noi il minutaggio concesso per il recupero nel secondo tempo. 4 minuti. 4 minuti. 4 minuti, attenzione a questa azione ancora con il colpo di tacco, mamma mia, di vado e scendo nel terreno di gioco mentre si continua a giocare. 4 minuti e quindi stoppo un attimo l'audio. E allora riprendiamo dalla pista del D'Agostin con gli ultimi minuti di gioco. Sono 4 che l'arbitro ha chiamato appunto di recupero in questo secondo tempo, dopodiché la partita terminerà. Rallo esce in presa alta, la fa sua e rallenta il gioco chiaramente, perché ha tutto il tempo di rallentare e di vedere. Prova a giocarla, palla che se ne va sul fondo.
ancora un fallo, adesso viene ammonito anche il giocatore della Leo. Demiotto mi pare che viene ammonito. Ammonito Miotto per la Leo, Faraon in precedenza per la compagine di casa. Rinvio lungo ancora per cercare Canato, però c'è nulla da fare, non si pesca nel lancio, c'è nulla da fare, mancano ancora pochi minuti per chiudere questa gara con un'altra prova della Leo in questo caso, perché come dicevamo prima un primo tempo sicuramente per la Leo, un secondo tempo meglio dall'Eclisse, però non è bastato per cercare di... Ed ecco che arriva il triplice fischio finale per questa gara, che termina con la vittoria della Leo Oderzo per 1-0 nei confronti dell'Eclisse Careni Pievigina. Vediamo se riusciamo ad avere subito il mister per quanto riguarda la Leo. Sì, mi pare che ce l'abbiamo. E allora vediamo, ci mettiamo in posizione e andiamo con l'intervista per mister Rossi. Saluta la curva, chiaramente. Questi vi seguono dappertutto. No, anzi, il primo pensiero va a loro, perché veramente non sono mai mancati, che siano 5, che siano 10, che siano 20, ci sono sempre, ed è un piacere insomma riuscire a riavvicinare i tifosi in una piazza storica come la nostra. Mister, un primo tempo in cui avete bloccato lì sul nascere qualsiasi azione dell'Eclisse, poi il secondo tempo avete un po' sofferto, però poi questa pescata di Perosin che gli ha cambiato la carta d'identità, lei. Allora sì, il primo tempo secondo me non posso dire perfetto, perché è finito 0-0. Abbiamo cacciato tante volte verso la porta, è un qualcosa che ci portiamo dietro purtroppo da inizio anno, però nonostante tutto sappiamo compensare. Secondo me è stata una grande prova di maturità, perché poi il secondo tempo sapevo che avremmo sofferto, loro comunque avevano tanti giocatori importanti in panchina, li hanno messi dentro tutti il secondo tempo, e ci sta a soffrire, perché comunque è una squadra che ha 2 punti meno di noi, aveva 2 punti meno di noi, quindi una squadra che il giorno di ritorno forse è stata tra le prime come punteggi. Stati bravi a soffrire, stati anche fortunati, perché Somarallo ci ha salvato in un paio di occasioni, e bravi magari a pungere rispetto al primo tempo nell'unica occasione che abbiamo avuto il secondo. Perosi, insomma, non è che devo parlare io, parla lui, parla da solo, parla il fatto che a parte la squalifica ha fatto 26 partite su 28, e quindi insomma è un giocatore che io penso che tutti gli allenatori vogliano avere, per la qualità mentale, la forza mentale e fisica che ha. Ma se l'aspettava una stagione così? Perché avevate iniziato in maniera così, poi avete aggiustato il tiro, e è una squadra che può... ormai forse i giochi sono fatti, però... Allora, no, così no. A me piace sempre ragionare in grande, essere sempre ottimista, guardo sempre il bicchiere mezzo pieno. Avevo visto qualcosa all'inizio, sì, abbiamo sofferto tanto perché squadra nuova e tutto, in Coppa abbiamo alternato prestazioni belle a prestazioni un po' meno belle, però poi devo dire che a parte il passaggio a vuoto in questo periodo dell'andata, dove abbiamo perso 4 partite, tutte per 1-0 e tutte tirate, è una squadra che è sempre rimasta nei primi 5 posti della classifica, e quindi va dato atto a questi ragazzi comunque di aver fatto un lavoro incredibile, che non si è ancora concluso perché mancano ancora 2 partite, non ho visto i risultati di oggi, ma comunque finché c'è speranza si va avanti, con l'obiettivo che, se non succede niente di bello, di chiudere magari al 4° o al 5° posto, che insomma per una squadra, una società nuova, squadra completamente nuova, a parte 2 giocatori rispetto all'anno scorso, vuol dire aver dettato delle basi importanti per il futuro. Mister, in bocca al lupo. Grazie a voi. Grazie a mister Rossi, che va a prendersi gli applausi e il sostegno da parte del suo pubblico, e anche l'abbraccio con mister Malerba, che arriva ai nostri microfoni. Mister,
trovato il gol della domenica, perché è stata una bella azione, l'unica forse distrazione lì, perché il secondo tempo sembrava un'altra squadra l'Eclisse. Sì, abbiamo regalato un tempo perché il primo tempo hanno fatto decisamente meglio gli altri. Il secondo tempo siamo entrati con qualcosa di diverso, con una mentalità diversa, con una voglia anche forse diversa e peccato perché magari in un momento migliore nostro abbiamo preso quel gol che una distrazione che non è la prima volta che succede, una palla in uscita persa su un passaggio in orizzontale che non deve fare, però vabbè, è andata così. Primo tempo che volevate ripartire a tutti i costi dal basso, poi ho visto che ti sei un attimo contrariato perché Falso aveva avuto qualche problemino e quindi qualche lancio in più davanti per trovare la soluzione che però non c'è stata nel primo tempo. Sì, avevamo cambiato qualcosina anche a livello tattico dalle ultime partite, e abbiamo provato qualcosa di diverso che però non girava nel modo giusto e quindi poi ci siamo messi subito a posto e il secondo tempo è stata un'altra partita per quello che vedo io. Poi nell'arco della partita, un primo tempo loro, secondo tempo nostro, diciamo che forse il pareggio era il risultato più giusto. Hanno trovato un bel gol su un errore nostro in uscita, va bene così. Ma la scelta di Canato di farlo partire e di farlo giocare nel secondo tempo era stata una scelta tecnica tua? Sì, è stata una scelta tecnica mia che va bene così, ci sta. Indubbiamente, insomma. Si continua, Rossi dice che mancano poche partite oramai, lui è contento, direi che anche a Pieve si può stare contenti, no, di questa annata fino a qui. Ma no, ma io sono contentissimo di quello che abbiamo fatto fino ad ora, siamo partiti con un po' zoppicanti, diciamo, all'inizio è stata un po' difficile trovare un po' la quadra di tutto, poi abbiamo fatto un filotto importante dove ci siamo tirati su dalle sabbie mobili, poi abbiamo pagato con le 3 sconfitte di fila, ma era un calo fisiologico, dai. Adesso cerchiamo di onorare al meglio il campionato e vediamo quello che riusciamo a fare, ovviamente mai mollare. Ma... Sai cosa mi piace? Che prima vedevo tanta gente da questa parte, adesso ce n'è anche da questa parte, quindi li abbiamo portati. Ma sì, i ragazzi buttano il cuore oltre l'ostacolo ogni volta, buttano tutto quello che hanno da dare, sono ragazzi strepitosi e quindi poi forse trascinano me, trascinano il gruppo, trascinano la società, trascinano l'ambiente e quindi poi forse si vede anche in campo e devono un po' migliorare su alcune cose, ma va bene. Si faranno. Domenica giochiamo ancora qui? Domenica si gioca ancora qua, sì. Questo campo ti piace? I tuoi tempi... È migliorato un po' nell'ultimo tempo, dai, mettiamola giù, così. Si trova male. Vabbè, dai. Grazie a Massimo. Grazie a voi. Grazie a mister Malerba per queste parole. Noi chiudiamo il nostro collegamento da Pieve di Soligo, dal D'Agostin. Leo Derzo batte Eclisse Carini Pivigina 1-0, linea alla regia.